Siamo qui con Luca Geroli, mister dell'Hockey Seregno 2012. Mister, ho parlato prima con coach Guinness del Montecchio. Io mi ho avuto questa analisi, una partita un po', non so se mi sarei d'accordo con me, un po' a due facce forse. Primo tempo in cui io vi ho visto comunque in campo molto efficaci in fase offensiva, piazzati bene in fase difensiva, infatti siete andati meritatamente in vantaggio per 2-0. Secondo tempo forse invece avete invece un po' forse come dire, subito un po' di più le offensive di Montecchio. Ho notato anche, correggimi se sbaglio, che i tuoi giocatori hanno poi esultato parecchio al 2-2, cioè nel senso al risultato del pareggio. Volevate di più? Siete contenti del pareggio? Come l'hai vista tu la partita in generale? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, allora diciamo che la tua analisi è pressoché perfetta, nel senso che io già in settimana comunque l'avevamo preparata sapendo che ovviamente sarebbe stata una partita molto difficile qua a Montecchio, tra l'altro contro una squadra che arriva da 6 vittorie consecutive. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura, molto fisica, e l'abbiamo preparata cercando di mettere in difficoltà il Montecchio, soprattutto su alcune situazioni offensive nostre, che effettivamente nel primo tempo abbiamo fatto bene. Poi è ovvio che nel secondo tempo abbiamo subito un po' di più la pressione del Montecchio, perché ovviamente non ci stavano giustamente a perdere in casa, e probabilmente sì, probabilmente diciamo che il primo tempo forse abbiamo giocato un po' meglio noi, il secondo tempo hanno giocato un po' meglio loro, per cui direi che il risultato è giusto. Quanto al fatto che abbiamo esultato, ti dirò che per noi è un punto importantissimo. Al di là diciamo del mero significato del punto, è perché è importante, perché comunque anche stasera abbiamo dato una dimostrazione di grande forza. Nonostante vabbè, una Coppa Italia nostra a dir poco disastrosa, e nonostante da più parti, come ho già detto anche in altre interviste, eh, diciamo che vedano un po' il Seregno come la squadra materasso, la squadra scarsa, in realtà stasera abbiamo dimostrato che abbiamo degli attributi enormi, e quindi meritiamo la classifica che abbiamo, indubbiamente. Quindi ai miei ragazzi devo solo fare i complimenti per l'atteggiamento che hanno avuto per tutti i 50 minuti. Sapevamo che si sarebbe sofferto qua a Montecchio, non potevamo pensare di venire qua a fare una passeggiata, sarebbe stato assurdo il contrario. E quindi il punto ci rende molto molto felici. Sì, sì, infatti, cioè, quello che voglio dire è appunto, cioè, ormai l'ho detto anche in telecronaca, cioè, voglio dire, il Seregno forse è la vera squadra rivelazione comparata alla Coppa Italia, forse appunto ai Seregno. Quindi adesso chiedo anche a te, quali sono gli obiettivi? Ma gli Perché obiettivi, in questi anni, scusa, sì, siete sì. cresciuti come società, insomma, bene, un paio d'anni a questa parte avete sempre fatto campionati, insomma, Sì, sì, guarda, ti dico, certo tipo. è il terzo anno che sono qua a Seregno, a parte l'aver trovato una realtà eccezionale sia a livello di società che a livello anche di squadre, di ragazzi. In questi anni abbiamo sempre comunque lottato per la salvezza, perché quello è il nostro obiettivo principale. Il primo anno ci siamo riusciti all'ultima giornata proprio contro il Montecchio in casa a Seregno. L'anno scorso, nonostante i 24 punti, se non mi sbaglio, abbiamo dovuto aspettare l'ultima Sì, è giornata, stato. perché vabbè, l'anno scorso è stato poi un Sì, campionato particolare con 11 squadre, 2 retrocessioni. Quest'anno l'obiettivo ovviamente è sempre quello della salvezza, e presumo che, non so se sia ancora matematica, però ormai siamo proprio a un passo dall'aver raggiunto questo nostro obiettivo. Adesso il fatto di trovarci comunque a 24 punti lì in mezzo al gruppo delle prime, adesso è inutile nascondersi, il nostro obiettivo sarà quello di riuscire ad andare nei playoff, che sarebbe un ulteriore premio per il campionato che hanno fatto questi ragazzi. Poi che ci si riesca o meno lo dirà la pista, però ad oggi questi ragazzi meritano solo un 10 per quello che stanno facendo, ma da settembre, anche nonostante una Coppa Italia, ti ripeto, avara di risultati. Io ho visto una crescita enorme di questi ragazzi, li vedo tutte le settimane, quindi so quanto ci tengono, so quanto sono cresciuti, so quanto lavorano, e stiamo raccogliendo, secondo me, giustamente i frutti di questo lavoro. grazie mister. Grazie a voi, bocca al lupo per il proseguio. Grazie.